Sono Terenzio Zanini e sono il presidente di Otecnossa, la rete della manifattura artistica Veneto. 15.000 aziende in Veneto, noi ne contiamo associate 150, di tutte le università venete, 2 accademie di belle arti, 4 associazioni imprenditoriali. La manifattura artistica veneta ha una caratteristica significativa nel tenere insieme aziende piccole, medie e grandi che hanno regimi fiscali, dimensioni diverse, ma hanno un unico denominatore comune, che è la ricerca della qualità della bella forma, quella forma che è fondamentale per attrarre il consumatore. Oggi non è la tecnologia che fa la differenza, oggi la differenza la fa la capacità di attrarre l'attenzione dell'osservatore e di catalizzarlo, di polarizzarlo. Forme magnetiche sono forme facilmente competitive e capaci di sostenere una marginalità significativa per le nostre imprese. Devo dire da subito che il remanufacturing non è una verità assoluta, una novità assoluta per le imprese della manifattura artistica. Le più interessate a questo settore, e tradizionalmente lo sono, quelle del legno arredo. Da sempre hanno recuperato materiali provenienti da arredamenti, proposte di arredamento dal passato che erano ormai a fine vita, recuperato i materiali, le architetture, recuperato e riproposte anche con degli upgrade stilistici. Ecco. Quindi si tratta per le nostre imprese di cogliere questa opportunità che viene data dalle novità normative, no? Per dare corpo a questo settore, aumentare e migliorare la competitività, ridurre i costi sia dei materiali e sia delle energie.